Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Questa mattina parliamo di violoncello e la fucina italiana dei veri e propri talenti. Siamo noti a livello internazionale, questo me lo ha detto nel fuori onda il gentile ospite di oggi. Do il buongiorno e benvenuto a Luigi Pugeddu, direttore artistico di Rovigo Cello City, ma soprattutto violoncellista. Violoncellista, esatto. Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità, insomma, per la possibilità di parlare del violoncello così in un posto così importante. Festival a Rovigo, ci racconta di che cosa si tratta? Allora, questo festival è nato, diciamo l'anno zero del festival è stato nel 2013, un concerto in rotonda in questo posto bellissimo che magari alcuni degli non conoscono, ma dovete visitarla, la rotonda di Rovigo è veramente un posto speciale. Tempio. Un tempio, esatto. E in questo tempio c'è stato un concerto organizzato col conservatorio con il maestro Sollima, un grandissimo violoncellista, che doveva essere affiancato da Monica Lescovar, un'altra violoncellista bravissima, e doveva lavorare con i nostri studenti. Poi all'ultimo momento Monica Lescovar ha avuto un'indisposizione, non è potuta venire al concerto, e allora abbiamo cambiato il programma all'ultimo secondo e metà del programma è stato proprio con un ensemble di giovani violoncellisti, di studenti, delle classi mie, di Luca Simoncini, che è stato il mio maestro, io sono stato il primo allievo di Luca Simoncini. Per cui è venuto fuori un concerto magico, i ragazzi erano bravissimi e il pubblico si è commosso, c'era la rotonda piena con questi sguardi commossi, e per cui mi è venuta l'idea di dare una vetrina a tutti questi allievi, a questa scuola, perché Luca Simoncini veramente ha fatto tantissimi allievi bravissimi, che occupano posti importantissimi poi. Uno per tutti, per esempio, un ragazzino che c'era a questo concerto, che era un bambino, aveva avuto 13 anni, adesso è primo violoncello all'Orchestra di Amburgo. Ha fatto il concerto di Dvorak in uno dei nostri festival con l'OPV, con l'Orchestra di Padova del Veneto, per cui ecco. E quella volta lì appunto abbiamo partecipato a questo bando della Cariparo, abbiamo vinto, e quindi dal 2014 è partito il festival Rovigo Cello City. Quindi quest'anno è l'undicesima edizione. Esatto. Quando parliamo di Rovigo Cello City, questa manifestazione come si articola? No? Abbiamo una serie di concerti per un determinato periodo, che si parte il 30 agosto, se ci dà qualche info pratica. Allora, genericamente è la prima settimana di settembre, perché i ragazzi, anche il pubblico giovane può venire a sentire il concerto perché non c'è ancora la scuola, insomma, per tanti motivi. Il conservatorio non è affollatissimo, per cui possiamo utilizzare le aule. E di solito la prima settimana di settembre, a seconda di quando parte il weekend. Quest'anno il sabato 30 incomincerà e finirà domenica 7, con una piccola appendice quest'anno un po' particolare, insomma. Quale? Una sorpresa. Una sorpresa la possiamo svelare? La possiamo svelare. Qualcosina! Non facciamo troppo spoiler, però. Allora ho chiesto a Elio, quello delle storie tese, insomma, però lui da solo, che si presta spesso a fare anche spettacoli collegati alla musica classica. Io ho fatto tante volte dei spettacoli con lui. E quindi abbiamo costruito una serata particolare, che ho voluto dare questo nome Violoncellio apposta, in collaborazione con il Dipartimento Pop del Conservatorio. Per cui abbiamo anche incluso un gruppo classico e un gruppo pop, mischieremo le musiche, e abbiamo la possibilità di farlo in Teatro Sociale di Rovigo, che è il posto migliore per la musica classica, insomma, e per la musica pop anche. Per cui faremo questo appendice di Rovigo Cello City che si trasforma in anteprima per la stagione teatrale. Per cui uniamo le forze e il 21 di settembre ci sarà violoncellio, Elio canterà un paio di canzoni, presenterà i ragazzi e poi qualche altra sorpresa che non posso svelare. Insomma. Il violoncello è uno strumento che, da quello che lei ci sta raccontando, che si presta alla contaminazione tra stile classico, stile pop e soprattutto anche tra interpretazione, diciamo così, di livello professionistico, grandi solisti però affiancati a grandi talenti in erba. Sì, si presta tantissimo, anche per esempio la stessa orchestra di violoncelli che noi abbiamo sempre utilizzato, cioè abbiamo sempre fatto ensemble grandi,
c'era uno tra tutti, era Violoncelli all'Opera, lo chiamavamo, dove il violoncello ha questa possibilità che parte dal do basso, cioè parte dal basso, diciamo, se parliamo di cantanti può partire dal basso, passare per il tenore, per il contralto, mezzo soprano e soprano, cioè ha tutte queste varietà di voci, arriva alle note più acuti. Quindi è uno strumento completo, non ha bisogno di orchestra. Quindi, volendo. Diciamo, è sempre meglio l'orchestra, certo, con le sue peculiarità, però diciamo che è uno degli strumenti che si presta di più, un po' come il pianoforte, a sostituire l'orchestra. Il pianoforte, non me ne vogliono i pianisti, ma ha un problema che non può tenere le note come i cantanti, insomma, per cui diventa un po' più come note sicuramente, come effetto no. Per cui l'orchestra di violoncelli dà molto spazio alla creatività, abbiamo fatto tantissime trascrizioni di pezzi incredibili, e oltre a quello poi abbiamo ospitato personaggi particolari. Mi viene un nome tra tutti, Ernst Reiseger, che è un violoncellista pazzo che suona jazz, suona cose assurde. È venuto con noi, ha lavorato con i nostri ragazzi insieme al Dipartimento Jazz, cioè abbiamo cercato sempre di collegare le cose. Io quest'anno ho questo ragazzo bravissimo, Michele Ballo, che è un violoncellista eccezionale, ma in più è bravissimo anche a cantare musica leggera, per cui appunto il 21 lui suonerà il violoncello, cose classiche un po' contaminate dal pop. Penso che faremo anche qualcosa di Vivaldi con la batteria e il basso, non mi vogliono male i puristi, però insomma faremo qualcosa di particolare. Questo cercare di creare delle contaminazioni, che poi credo che sia un approccio e anche una visione moderna e contemporanea, no? La modernità è proprio costruire nuovi stili su classici. Quanto è importante e quanto ha efficacia, no? Nell'impatto dei giovani, quanto è attrattivo, diventa attrattivo per i giovani, cioè costruire un repertorio con uno strumento, chiamiamolo così, classico, che si adatta alle anche tonalità che cambiano inevitabilmente. Ma io penso alla fine una scuola, noi come conservatorio, insomma, dobbiamo dare delle specifiche tecniche agli studenti. Poi dopo, adesso il mondo musicale è talmente vasto che ognuno può trovare la sua strada, secondo me. Ci sono, il violoncello negli ultimi 10 anni è cresciuto tantissimo in popolarità nelle pubblicità, ma nei gruppi di musica leggera spessissimo c'è un violoncellista. Io li conosco tutti, quelli che suonano violoncello con la musica leggera, insomma. Anzi, se mi posso permettere, da ascoltatore, spesso la nota del violoncello, la nota dello strumento ad archi è quella nota che cattura, no? È proprio quell'elemento di calore, esatto, secondo me, no? Sì. Perché spesso poi nella musica leggera spesso si usano suoni metallici che passano attraverso il computer, digitalizzati. Esatto, e invece noi abbiamo un suono e delle cose molto naturali, insomma. Nella famiglia degli strumenti ad archi il violoncello che ruolo ha? Perché magari banalmente si pensa sempre un po' al violino, no? Allora, il violoncello è il tenore, quindi insomma la voce adesso quella più importante, diciamo, perché sì, una volta c'erano le leggende sui soprani un po' capricciosi, no? Ma il cantante più capriccioso in assoluto è il tenore, perché viene considerato il più importante. Adesso, senza scherzare troppo, però dicono tutti, tantissimi dicono che appunto il violoncello è quello che si avvicina di più alla voce umana, il suono del violoncello. Che cosa rappresenta il violoncello? Lei che è un violoncellista e soprattutto è anche un insegnante, no? Perché è solista, concertista, ma è insegnante, quindi c'è la voglia anche, no, di rappresentare le proprie capacità ma anche trasferirle, quindi evidentemente c'è anche una convinzione sulla forza di questo strumento e della musica che può esprimere. Come tanti altri mestieri, diciamo, parlo di mestiere in senso dell'artigiano anche, no? Più uno si concentra su quel piccolo mondo e più diventa un maniacale quasi trovare i particolari, le tecniche, e per cui è logico che c'è voglia di trasmettere questo tipo
di conoscenze, insomma. E Luca Simoncini era molto bravo a fare questo, devo dire, è per quello che ha creato una grande scuola, aveva un modo particolare, un suono particolare, un vibrato particolare. Adesso magari entro dentro ad alcuni tecnicismi che non... però che sono interessanti. Però ci sono delle particolarità che poi fanno la differenza, possono fare la differenza. E poi l'altra cosa importante per me come insegnante è che spesso sono costretto, per spiegare una cosa ai ragazzi, a elaborarla in un certo modo mentalmente, magari io la faccio senza pensarci, e invece per insegnarla devo proprio essere consapevole al 100%, e questo mi serve anche a me poi per utilizzarla, la utilizzerò meglio perché l'ho saputa spiegare bene. L'insegnamento della musica, partendo da quelli che sono i rudimenti di base, adesso mi sfugge se ancora c'è alle medie o se sono scelte personali anche elementari dei vari maestri, però indubbiamente chi arriva poi alla scelta del conservatorio ha un trascorso di educazione musicale. Questa educazione musicale arriva dalla famiglia, arriva dall'ascolto, dall'interesse, e quanto sarebbe importante nuovamente sottolineare l'educazione musicale. Io dico anche all'asilo adesso, per dire. Ci sono degli studi anche in America, hanno fatto degli studi particolari su qual era l'età dove l'imprinting era superiore, no? Era proprio nei primi mesi e primi anni. In Italia da questo punto di vista qua siamo un po' indietro, diciamo che però si è mosso qualcosa rispetto a qualche anno fa. Diciamo che sì, all'asilo elementari dovrebbe esserci un po' più di attenzione alla musica, poi per il resto invece devo dire che non sono d'accordissimo su come stanno evolvendo i conservatori in quest'ultimo periodo, però diciamo che in Italia comunque ci sono tanti conservatori, c'è tanta possibilità di studiare musica, e non è solo questione di educazione, ma c'è proprio il momento in cui un ragazzo ha proprio lo schiocco di dita, cioè di colpo si innamora e allora diventa una passione, e quando fai le cose con la passione sono le cose più facili da fare, da studiare. Cioè, io vedo, lo è stato per me, ma lo vedo con i miei figli, quando c'è una passione tu puoi studiare anche 10 ore al giorno e lo fai volentieri, insomma. Come stanno, adesso lei mi ha lanciato un sasso, come stanno evolvendo i conservatori, e questa evoluzione perché non la soddisfa? Ma adesso entriamo in un terreno difficile, però si sta dimenticando un pochino una piccola parte, che il conservatorio è anche una scuola professionale. Allora, da un certo punto di vista teorico e globale funzionano bene, hanno tante materie, sono entrati il jazz e il pop, che è giusto che entrassero. Da un punto di vista professionale lo vedo io come strumentista, guardando anche all'estero, arriva a un certo punto che i ragazzi hanno bisogno di studiare. Si può anche fare un piccolo paragone con l'attività sportiva. Cioè troppa teoria e poca applicazione. Allora, il conservatorio, le vette dovrebbero essere come gli atleti, sì, no? certo. E quindi devono avere a disposizione la possibilità di allenarsi 6 ore al giorno, 8 ore al giorno. E spesso non c'è questa possibilità, perché il programma è articolato in un modo per cui i ragazzi hanno 1000 cose, e non hanno più il tempo che avevano una volta di dedicarsi negli anni più importanti allo studio, come gli atleti. Quante ore suonano i ragazzi e quanto dovrebbero suonare? Diciamo che uno strumentista classico, i pianisti sono quelli che studiano più di tutti. Adesso sta cercando di recuperare. Però anche gli archi, insomma, diciamo che nei primi anni di studio, dopo i primi anni di studio, negli anni centrali e finali, uno deve arrivare a studiare 5-6 ore al giorno. E con questo programma ricco sono più in aula che la mattina deve andare a scuola. Faccia i conti lei. Quante ore Poi concediamo a questi ragazzi anche un'attività sportiva? Se ci riescono. No, scherzo, adesso non voglio, invece no, dopo è logico, dipende sempre dal livello che uno vuole. È come appunto l'atletica, se uno vuole diventare campione del mondo, se vuole farlo per sé, ci sono tanti livelli.
Ma i ragazzi suonano anche a casa, cioè si esercitano anche a casa, certo. Perché necessariamente se il programma è così stringente, quindi non c'è spazio più di tanto di suonare in classe. In classe c'è la lezione in base a quello che hanno studiato a casa durante la settimana. E visto che lei parlava, no, di questo rapporto che poi si instaura con lo strumento, che più lo conosci, più ne conosci anche i virtuosismi, più li fai tuoi e crei anche delle forme di composizione. Quanto è importante partecipare a iniziative come queste dove sono protagonisti, dove fanno concerti, dove sono strumentisti, dove possono esibirsi? È importantissimo avere un obiettivo, per cui loro hanno un obiettivo. Adesso quest'anno per esempio ci saranno tantissimi appuntamenti dove loro sono protagonisti. Ci cita qualche abbinamento? Sì, allora vi faccio una cosa veloce, posso? Sì, certo, una presentazione veloce. Allora il sabato 30 c'è il concerto inaugurale in Rotonda e ci sarà Hornung, che è un violoncellista tedesco bravissimo, ha vinto uno dei concorsi più importanti al mondo per violoncello, giovane, non ha neanche 40 anni. E lui suonerà con i solisti filarmonici italiani. In quel caso lì, per esempio, a fianco a me nel gruppo ci sarà una mia allieva e quindi suonerà anche lei questo concerto. Il giorno successivo ci sarà una favola invece dedicata ai bambini, l'Isola dei Violoncelli, con i disegni fatti in diretta di Fabio Vettori e quello delle formichine, no? E disegnerà la storia mentre viene recitata da un'attrice e suoneranno 19 piccoli violoncelli, alcuni della scuola del Conservatorio di Rovigo e altri della scuola Suzuki di Treviso. Per cui ci saranno 19 piccolini che faranno la colonna sonora di questa favola. Alla fine di questa favola ci sarà il gelato al gusto violoncello, che è un gelato che facciamo con Godot. La gelateria Godot è una gelateria molto particolare, che fa gusti solo particolari, non fa i gusti classici. E dal 2019 mi pare che abbiamo ideato di fare questo gusto al violoncello e quindi ogni anno si inventa qualcosa, Elio si chiama. Quindi non è sempre lo stesso, no, ogni anno è una cambia. Sorpresa. Sì, il primo anno mi aveva chiesto la tavola di abete, allora ci metto un'essenza di abete, però ogni anno si crea qualcosa di particolare e questo sarà offerto per tutta la settimana dalla gelateria Godot, a patto che uno dica le parole d'ordine che sono la re sol do, che è l'accordatura del violoncello. Così devono tutti imparare l'accordatura del violoncello. Poi dopo ci sarà il duo Cardelli. Allora, Giacomo Cardelli è il primo violoncello della Fenice, ha vinto il ruolo l'anno scorso e lui ha suonato alla prima edizione di Rovigo Cello City lo stesso concerto che farà Hornung e sabato sera, in Rotonda sempre, e l'aveva fatto con l'orchestra di Padova e del Veneto. Quindi per far capire proprio che si è chiuso il cerchio, no? Un violoncellista appena diplomato, uno dei più bei diplomi che io abbia mai sentito, con il maestro Simoncini, si era diplomato, e poi torna 12 anni dopo a fare il solista, insomma, come primo violoncello della Fenice. Poi ci sarà il primo violoncello dei Wiener Philharmoniche, i famosi Wiener Philharmoniche, certo, quelli del concerto di Capodanno. Il primo violoncello suonerà... Tanto in competizione col concerto della Fenice. Sì, vabbè, insomma, e quindi ci sono tutti e due. Siamo stati... Ma anche a Capodanno, uno alle 11, se non sbaglio, segue un concerto, poi si concerta. Ce li abbiamo tutti e due, non ci siamo fatti mancare niente. Per cui Somodari, Peter Somodari, che è già venuto il nostro ospite un po' di anni fa, suonerà tutte le trascrizioni di Davide Vicentini per 3, 4, 5 violoncelli e pianoforte, con Desiree Scucuglia, che è una mia collega bravissima al pianoforte. Per cui, e saranno pezzi famosi trascritti per ensemble di violoncelli. E loro hanno l'opportunità di suonare a fianco al primo violoncello dei Wiener Philharmoniche, per cui possono carpire, possono chiedere consigli, fanno lezione anche singolarmente, insomma. Il 3 ci sarà Evolution, che è un programma che va dal 600 ai giorni nostri, per violoncello solo, di Michele Ballo, questo ragazzo che è veramente eccezionale, che poi ha anche la particolarità di saper cantare musica leggera. E il 4 sarà dedicato, tra virgolette, alla psicologia, nel senso che la mattina ci sarà un interessante workshop con Silvia Bontempi, che è una musicista, però anche psicologa, che spiega come affrontare le performance da un punto di vista psicologico, le paure, la preparazione. L'ansia da prestazione. È una cosa importantissima che i ragazzi ne parlano sempre fra di loro, però non c'è. Allora abbiamo stabilito di fare questo workshop la mattina e la sera invece ci sarà Strizza Cervelli e Strizza Violoncelli, che è uno spettacolo ideato
da Giovanni Boniolo. Giovanni Boniolo è un filosofo e fisico, insegnava all'Università di Ferrara, che è padovano proprio, mi pare, e quindi parlerà dei musicisti e della psicologia, delle turbe psichiche di alcuni compositori, e lì ci sarà la colonna sonora, diciamo, suonerò io insieme a 3 miei allievi e a 2 pianisti, e ci alterneremo con delle musiche specifiche per l'argomento trattato da Giovanni. Ho quasi finito. Sì, beh, abbiamo ancora 4 minuti. No, ma è interessante, ma i telespettatori è un programma vogliono... corposo, insomma, per cui bisogna spiegarlo, no? Allora il 6, che saltiamo il venerdì, pausa, però nel frattempo ci saranno delle masterclass, perché arriva Ettore Pagano. Ettore Pagano adesso è un ragazzo giovanissimo, ma mi pare 22 anni, se non sbaglio. Ha vinto il premio Abbiati 24, cioè che il premio Abbiati è considerato l'Oscar della musica in Italia, e adesso ha suonato con tutte le orchestre più importanti d'Italia e sta facendo carriera internazionale. Lui farà masterclass e concluderà col concerto finale con i ragazzi in ensemble. Però nel frattempo, sabato sera, ascolteremo Antonio Pavan, che è un ragazzo di Treviso, che però studia con una nostra collega, Anna Maria Zanetti, scusi, ho sbagliato. E lui ha vinto il primo premio al Giovane Chopin di Lugano, con il presidente della commissione era Largerich, che è considerata la pianista più importante del mondo. Per cui a 12 anni farà un concerto solo lui, quindi daremo l'opportunità anche a lui di avere un pubblico importante. E concludiamo appunto il 7 con Ettore Pagano, affiancato dai violoncelli di Rovigo Gelositi e da Mary Di Santoro, che è un soprano affermato, molto bravo, che farà l'aria di Villa-Lobos, scritta apposta con i violoncelli, e poi l'Ave Maria di Piazzolla. E poi in fondo ci sarà questa appendice di cui abbiamo parlato già prima, che è il 21 di settembre, apertura della stagione del teatro e chiusura con Elio. Con Elio, insomma, che tenterà di suonare il violoncello, insomma. Quanto è importante nella realizzazione di questo programma non è solo una serie di concerti, peraltro concerti strutturati in maniera originale, ma ci sono anche aspetti di approfondimento su anche l'aspetto umano, no? dell'orchestrale, del musicista, dello strumentista. Oddio, adesso è una domanda difficile questa qua. Cioè ha quasi un focus formativo, una voglia di... Ce l'ha sicuramente, diciamo che... di spaziare, no? Multidisciplinarietà. Sì, secondo me funziona un po', cioè non c'è una cosa proprio ad hoc, ma i ragazzi, affrontando di volta in volta situazioni diverse, importanti professionalmente, e difficili, perché sono difficili, suonare davanti a 300 persone da solisti un brano per la prima volta non è facile, però lì si vede se hai studiato bene, e ogni volta affrontando queste situazioni però a fianco di maestri che l'hanno già affrontata, hanno la possibilità di chiedere, di informarsi, di chiedere consigli, e quindi di volta in volta l'aspetto psicologico è trattato, insomma. Non è trattato scientificamente, però è affrontato ogni volta, insomma, per cui alla fine gli rimane un bel bagaglio, insomma. Un violoncello può indurre un ragazzino o anche un adulto a lasciare da parte un po' di più lo smartphone? E sono obbligati. Io tante volte, io devo dire la verità, tante volte con gli allievi, quando li chiamo, se mi rispondono, dico ma perché mi hai risposto? Non dovevi rispondere, dovevi studiare, per cui ecco, diciamo che se sono concentrati e ci tengono veramente, se arrivano ad avere il focus giusto, secondo me lo usano molto meno. È difficile. No, certo, immagino. Non è facile, però vedo che alla fine, insomma, quando gli arriva la passione vera, è uno strumento che si regala dimenticano emozioni. del telefono, e purtroppo si dimenticano anche quando devono rispondere. Vabbè, ma quello...
Senta, noi abbiamo esaurito il tempo a disposizione, io la ringrazio per questa panoramica su Rovigo Cello City. Come per poter partecipare ai concerti basta andare in un sito? Allora, noi siamo presenti su Facebook e Instagram, c'è il sito anche, non so se è già stato messo il programma nuovo perché è uscito proprio in questi giorni. Rovigo Cello City. Rovigo Cello City, comunque su Facebook e Instagram c'è già la locandina con le istruzioni per prenotare. Diciamo che sono tutti a ingresso libero, però con la possibilità di prenotare il posto a pagamento, per cui uno se vuole avere la certezza. Terremo alcuni posti sicuramente liberi, chiaramente, però appunto se uno vuole avere la certezza e arrivare 5 minuti prima dell'inizio del concerto può prenotarsi. Anche per una questione di capienza, indubbiamente. Esatto. Io ringrazio Luigi Pugeddu. Pronuncia perfetta. Ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina, dove abbiamo parlato di violoncelli. Grazie e arrivederci. Grazie a voi.